amici, siamo qui a Sant'Antonio di Garruda per la festa di Sant'Andrea e siamo qui con Maria e Francesca del duo Cordas e Bentu. Allora, facciamo vedere il disco. Eccolo Questo qua. è il disco nuovo? Sì, il disco è appena uscito. Benissimo. Allora, prima mi viene una curiosità. Allora, lo chiedo a te. Sì. Allora, il nome, Cordas e Bentus, perché? Il nome Cordas e Bentu deriva proprio dal nostro amore per la Sardegna, per la sua lingua, per la terra in generale. E quindi noi abbiamo voluto fare un omaggio, sì. no? Dai, alla dai. nostra terra. Ciao Maria, chiedo il tipo di musica che voi proponete, perché è particolare. È particolare ma è anche trasversale, facciamo sia musica di ispirazione popolare, quindi con Tadic, Bogdanovic, della Bartók, ma anche tanta musica contemporanea, quindi musica del Novecento con Toru Takemitsu e Niccolò Castiglioni. In questo caso particolare il disco Aigua, che è appena uscito, ha un fil rouge che lega tutti i pezzi che sono stati inseriti, che è quello dell'acqua, che lega sia Toru Takemitsu a Leo Brouwer con la sua mitologia della Saguas, e poi c'è Jean Francais con la sua sonata e la sonatina opera 205, che è un capolavoro del maestro italiano Mario Castelnuovo Tedesco. Tecnicamente siete bravissime, entrambe siete da ascoltare perché è un livello altissimo, tanti anni di studio. Ci rivedremo probabilmente magari in giro in qualche posto, magari anche a qualche evento di Sardegna turistica, la prossima estate, primavera, venite a suonare. Molto volentieri. Quindi la promessa c'è, quindi ci rivediamo magari in qualche occasione a sentire dei pezzi. Io ve lo dico, io vorrei sentire il mio Morricone. Magari tanti che ci guardano e dicono il mio Morricone lo conosciamo, sarebbe Giusto. Ci vero? sembra giusto fare... Si potrebbe. Certo, sì. Noi accontentiamo volentieri il nostro pubblico. Ma poi siete bravi, tecnicamente siete straordinari. Chi mi conosce un po' chi mi segue e mi conosce, sa che tanti anni fa ho studiato un po' di musica, quindi me ne intendo un pochettino. No, davvero, siete bravissime. Allora,
tu sei laureata in conservatorio con lo strumento della chitarra. Sì, Quanto ci dedichi, per esempio, di tempo? Tantissimo. attualmente è un po' lo studio Un da po' di coniugare con l'insegnamento, Sì. per cui studio circa 3 o 4 ore al giorno. E durante gli anni del diploma di conservatorio ovviamente studiavo Molti molto di di più. più, sì, 5-6 ore al giorno. Avete visto? Bisogna studiare, per ottenere le cose bisogna studiare, giusto? Bisogna studiare, il mio maestro Eh. di Sassari, Roberto Masala, Bisogna- me lo diceva studia, bisogna studia. studiare. Non ci sono trucchetti, bisogna studiare. Non ce ne sono. Anche Francesca, quante ore tu studiavi? Tantissime Tantissime. davvero, soprattutto in preparazione dell'esame di diploma. Sì, caspita, 5-6 ore al giorno le studiavo tutte. Sì. Quindi, allora, studiate che poi avete dei risultati, poi più studiate, più uno diventa bravo e più anche gli viene voglia di andare avanti, perché avere dei risultati. Le vostre proposte musicali non sono quelle che uno si aspetta, cioè non sono la classica musica sarda, no? Quindi io ammiro anche questo, perché c'è del coraggio dietro, aver scelto dei pezzi che non sono la classica, cioè non avete messo dentro per esempio le benas, cioè non avete messo lo strumento tipico sardo, la musica sarda, ma avete fatto un qualcosa di
di diverso, perché? Sì, beh, noi veniamo da un background della musica classica principalmente, siamo molto affezionate a questo genere, l'abbiamo studiato e praticato per tutta la vita, quindi è chiaro che adesso ci rifacciamo principalmente a questo genere, però amiamo anche, oltre alla musica contemporanea che cerchiamo sempre di inserire nei nostri concerti, amiamo però anche molto invece le tradizioni e la musica popolare e soprattutto le rivisitazioni in chiave moderna di questa musica popolare. Andiamo a guardarci qualche minuto e noi ci rincontriamo prossimamente. Grazie a Francesca, Maria, alla Grazie. prossima. Ciao.